Il sole sia con voi. Seconda puntata di Ve lo dico io. Rubrichetta fra il serio e il faceto tendente al recupero della lingua siciliana. Oggi parleremo del verbo trafficare, che in italiano significa trafficare, cioè esercitare la mercatura, il commercio, augurandoci che esso riprenda specialmente a Palermo, più petitto non sta facendo acidità. Trafficare appunto significa esercitare la mercatura, essere mercanti, maneggiare, avere cura, lavorare per un fine, ma anche semplicemente appunto lavorare. A femmina travagliante sempre è trafficante, significa che la massaia attenta ha sempre da lavorare. Trafficare allora come travagliare, il lavoro spesso è faticoso e allora traficuso, traficusieddo, traficusissimo, traficusune. Avere lo traffico di Lazza Santa quando ha un barone in letto significa non sapersene uscire da una determinata situazione. Per esempio il traffico, quando le automobili sono ferme che sembrano addirittura inchiodate o posteggiate e tutti dicono ma che è successo? Il traffico, il problema più grosso a Palermo, il traffico. Ma che cosa causa file interminabili, intasamenti mostruosi, ingorghi irrisolvibili? Eccovi alcune concause. La viabilità, per esempio, anzi la non viabilità, cioè le strade spesso dissestate con lavori in corso. Le zone franche, cioè parti della città privatizzate ad uso esclusivo di alcuni a danno di altri. Ci sono persone che dicono, per esempio, io abito in questa persiana e la mia macchina la posseggio qua davanti e se deve passare il tram, cioè l'autobus, può passare pure sopra due ruote, a mia o mi interessa. Altro motivo è l'irrazionalità delle sedi, gente che lavora a Bagheria abita a Sferracavallo, questo bisognerebbe vietarlo per legge. Poi c'è l'acchiappo. Il palermitano va a lavorare con la propria macchina perché spera sempre che quella famosa collega che gli piace tanto finalmente accetti un passaggio da lui e casomai in seconda battuta lentamente guarda alle fermate dell'autobus sperando che qualcuno gli faccia un segno d'essere appunto caricata in macchina. E poi la disoccupazione è un altro motivo, gente che non lavora affatto sta in giro tutta la giornata con la macchina tanto che fare ave, che da fare ha. La necessità, altra concausa, persone che vivono al di sopra delle proprie possibilità e comprano automobili costosissime, poi per pagarle girano tutta la giornata andando in cerca di qualche amico o parente che gli cambi un assegno postdatato. Insomma, traffico.